Buon pomeriggio da Rovereto. Olimpia Rovereto, Atlante e Grosseto si affrontano oggi per la penultima giornata del campionato di Serie 2 Elite Girone A, la 12ª del girone di ritorno, con una partita importante per entrambe le formazioni, sia per la lotta ai playoff, dove al momento l'Atlante Grosseto è l'ultima squadra in classifica che è nel quartetto che andrà ai playoff. L'Olimpia Rovereto ovviamente cerca di recuperare i punti per provare ad arrivare anche quest'anno, ma sicuramente cerca anche un risultato positivo per avere la matematica certezza della salvezza. Quindi molte cose ci sono attorno a questo match che vede in campo le due formazioni agli ordini degli arbitri: Fior di Castelfranco Veneto e Colombo di Modena, con Busci di Rovereto al cronometro. Vediamo subito le formazioni che sono scese in campo. L'Olimpia Rovereto schiera col numero 35 Ceschini, 2 Amin Mufakir, 4 Festini, 5 Silon, 7 Hassan Mufakir, 10 Rafinha, 17 Onzaka, 21 Leon Davila, 23 Cristel, 77 Fusari, e poi altri due portieri in panchina sono col 13 Mattia Santoro e col 68 Paride Zomer. Tre portieri anche a disposizione di Atlante Grosseto, con il numero 21 Yaguban, il numero 2 Iad e il 13 Porfiri. Gli altri giocatori di movimento per Bernaldo Olanda sono col numero 3 Lorenzo Pannaccione, col 5 Schettino, col 6 Mariani, col 7 Mesa Maldonado, col 9 Yamul, bomber della formazione toscana con 26 gol, col 10 Jodas Vives, col 14 Vittorio Pannaccione, col 16 Garcia Ulloa e col 17 Tedesca. Il mister, come abbiamo detto, Bernardo Olanda per la formazione Atlante Grosseto, Sapigno per l'Olimpia Rovereto. Tradizionale maglia rosso-blu per la formazione di casa, completo bianco con bordi rossi per la compagine toscana per quanto riguarda le divise scelte. Siamo pronti quindi ad un'altra partita. Il campionato di A2 Elite ritorna dopo 2 settimane di pausa dovute alla Final Four di Coppa Italia vinta dal Benevento e anche alla festività pasquale, quindi anche le squadre ritornano in campo. Tra l'altro oggi è anche una giornata molto bella qua a Rovereto dal punto di vista atmosferico. Il pubblico sta arrivando pian piano per provare anche quest'oggi a spingere la propria formazione col tifo cui viene contraddistinto il Palamarchetti. Siamo pronti, tra poco lo saranno anche le squadre. Vediamo i quintetti scelti dai tecnici, con Ceschini fra i pali per la formazione Olimpia, poi Capitan Cristel e Silon, il numero 5 Rafinha col 10, e a completare il quintetto il numero 2 Amin Mufakir. Dalla parte opposta Yamul è pronto a dare il calcio d'inizio col numero 9, Yagubian nuovamente il portiere, protagonista anche della gara di andata, e col numero 21 ex Mestre Fenice. Poi col 16 vediamo Garcia Ulloa. Adesso stiamo cercando anche di capire gli ultimi due che purtroppo sono girati rispetto alla nostra postazione per indicare il quintetto completo della formazione toscana. Buon divertimento, rueda la palota al Palamarchetti e si inizia quindi col match. Subito un lancio per Yamul, la palla viene però intercettata con la volée provata dal numero 9 e quindi si riparte con la rimessa di Ceschini. Tentativo verso Silon, però aveva intuito dove arrivasse il pallone Garcia Ulloa, che mette un buon pallone sulla destra, non arriva in tempo dalla parte opposta il compagno di squadra e il pallone esce in fallo laterale. Vediamo che c'è anche Jodas Vives col numero 10, mentre il quintetto è completato da Mesa Maldonado. Quindi questi due quintetti, Mesa Maldonado che apre un buon pallone sulla destra, attenzione al tentativo, la respinta di Ceschini, subito chiamato in causa, prova a ripartire l'Olimpia, Silon rallenta, poi serve a Amin Fakir che prova a liberarsi per il sinistro, chiuso da Yamul che poi di mestiere guadagna ancora il pallone, passaggio all'indietro, riparte dalla sua ultima linea difensiva la formazione Atlante Grosseto col tocco per Yagubian che prova subito a sfilare per Yamul.
Yamul attaccato da Amin Mufakir, il passaggio dalla parte opposta per Garcia Ulloa che salta Rafinha, poi arriva Silon che manda il pallone in tribuna, colpisce anche un tifoso, poi chiede scusa per questa chiusura, diciamo. Intanto attenzione alla rimessa, pallone ancora sulla sinistra, pericolo e subito il gol col tocco sotto la traversa dopo 1 minuto e 05. Passa in vantaggio l'Atlante Grosseto, la firma è di Mesa Maldonado che ha anticipato Amin Mufakir e ha messo il pallone sotto la traversa della porta difesa da Ceschini. Si riparte quindi con l'Olimpia che subito deve inseguire quindi lo svantaggio velocissimo patito. Passaggio in avanti anticipato a Amin Mufakir, poi Yagoubian, passaggio e scambio con Jodas Vives, la palla recuperata da Christel che serve sulla sinistra, passaggio in mezzo, attenzione a Christel, chiuso da difensori avversari, poi c'è il fallo fischiato dal secondo arbitro Colombo di Modena, che è anche il primo fallo della partita dell'Olimpia Rovereto. Si ripartirà quindi col calcio di punizione in fase difensiva per la formazione di Olanda. Pronto alla battuta il capitano dell'Atlante Grosseto, tocca lì dietro per Yagoubian, lo scambio. Poi il tentativo, il contrasto di Rafinha che però manda il pallone a fondo campo, un duello fra numeri 10, quindi Rafinha e Jodas Vives. Ritorno intanto a Yamul che si è spinto subito in avanti, controllo del pallone da parte della formazione di Grosseto, recuperato da Amin Mufakir che prova a sfondare sulla destra, la finta di Silon, Rafinha non riesce a girare bene col destro, la palla esce alla destra di Yagoubian che ha già rilanciato il pallone in avanti, ancora il lancio, tentativo di parallela, poi ancora l'intervento di Christel, falloso per il direttore di gara Fiore, secondo fallo dell'Olimpia Rovereto. Si riparte quindi col calcio di punizione per la compagine ospite, il tocco all'indietro di Mesa Maldonado, poi il tocco dello stesso verso Yagoubian, poi Silon che mette ancora la palla in fallo laterale rimpallando sul tentativo di passaggio in avanti del giocatore con la maglia numero 7 biancorosso. Tocco all'indietro per la formazione toscana, poi la palla è uscita in fallo laterale, sarà rimessa questa volta per l'Olimpia Rovereto quando sono trascorsi 2 minuti e 15 del match. Atlante Grosseto avanti 1-0 con il gol firmato proprio da Mesa Maldonado. Attenzione al passaggio in mezzo di Christel che però non trova compagni, palla passa attraverso tutta la parte corta del campo e termina in fallo laterale, rimessa quindi biancorossa. Tocco all'indietro, in avanti il capitano, passaggio in profondità, poi scontro tra Yamul e Rafinha, si prosegue con Ceschini che affida la palla ad Amin Mufakir. Tocco all'indietro per Rafinha che prova a lanciare nello spazio Mufakir, sinistro di prima intenzione, palla che finisce alta sopra la porta difesa da Yagoubian. Lo stesso effetto alla rimessa indirizzata verso Jodas Vives, lo scambio, poi il tocco per nuovo ingresso per Garcia Ulloa, numero 16, ancora Christel largo per Rafinha, palla dalla parte opposta, ancora Amin col sinistro, Yagoubian di piede, prima conclusione in porta dopo 2,56. Calcio d'angolo, ancora Amin chiuso in fallo laterale, sarà ancora rimessa in fase d'attacco per la formazione dell'Olimpia, sempre Rafinha, la battuta per Silon, Yagoubian ancora una volta con l'altro piede mette la palla in fallo laterale dicendo no alla conclusione da fuori di Silon dopo 3 minuti e 2 secondi di gara
Olimpia che prova a stringere in avanti, palla intanto recuperata dall'Atlante Grosseto. Vediamo che il pallone però è rimasto in campo. Silon ancora per Rafinha, ci prova con la deviazione anche di un difensore. Battuto Jagubian dopo 3-10 il pareggio. Quindi il punteggio con la conclusione di Rafinha sporcata da un difensore dell'Atlante Grosseto che ha praticamente tolto dalla disponibilità del portiere Jagubian, che era già in tuffo, il pallone che si è insaccato a fil di palo. Riparte l'azione della formazione del Grosseto, palla recuperata da Fusari, entrato in campo, scambia con l'altro nuovo ingresso, quello di Leon Davila. Il giocatore arrivato dall'Ibiza, seconda divisione spagnola, che tocca per Silon, chiuso, sarà rimessa ancora per l'Olimpia. 3 minuti e 36 andati in questo primo tempo, punteggio di 1-1 dopo il vantaggio dell'Atlante Grosseto, è arrivato il pareggio dell'Olimpia. Intanto c'è da rettificare il punto di battuta in cui Rafinha si incarica, poi Silon. Problemi un po' a controllare il pallone, lo chiude in fallo laterale ancora un giocatore avversario, più precisamente Jamul. Sono i due bomber quindi a confronto. Intanto il pallone sfila con il mestiere di Schettino, che ha evitato l'intervento di Silon. Silon protesta con l'arbitro, che però lo invita a stare un po' più tranquillo. Si riparte quindi con la rimessa dello stesso Schettino, che tocca all'indietro, passaggio in avanti di Giodas Vives, poi Jagubian, scambio ancora per il capitano biancorosso, intercetta Silon, palla per Rafinha, il tocco per Fusari, deviazione, calcio d'angolo. Ancora una volta la deviazione sta mettendo un po' in difficoltà il portiere avversario. Palla in mezzo, girata di Fusari, ha dovuto un po' avvitarsi su se stesso il numero 77 rossoblu, mentre Onzaka sostituisce Silon. Oggi ricordiamo manca all'Olimpia Rovereto per squalifica l'altro pivot Mirko Bazzanella, quindi oggi sarà Onzaka a fare il secondo pivot per la formazione rossoblu, come abbiamo visto dall'inserimento di Sapigno. Fusari, lo scambio, poi Rafinha largo per Leon Davila, il tocco ancora per Fusari, chiuso, cerca di liberarsi, poi di nuovo Leon Davila, vince il rimpallo, poi cerca di andare avanti, con duello vinto alla fine da Giodas Vives, che guadagna anche la rimessa laterale in fase difensiva. Tocco indietro per Jagubian, per poco non intercetta Onzaka, palla però poi recuperata da Fusari! Palo interno e rete, ribalta il risultato l'Olimpia dopo 4:42. Quattro minuti e 42 e già 3 gol visti in questa partita. Intanto vediamo Jamul, francobollato, poi recupera palla Onzaka, non riesce però a gestirla, la palla gli sfugge, recupera Jagubian, che serve la sfera al proprio capitano Giodas Vives. Lo scambio largo, ancora Giodas Vives che riesce a liberarsi con un buon numero, il tocco sulla sinistra per Schettino, che dà ancora la sfera, lo scambio, poi Jamul, viene avanti Jamul, salta Onzaka, attenzione all'arrivo di Leon Davila che prende pallone e rilancia quindi l'attacco rossoblu. Poi c'è la chiusura da parte di Telesca, entrato anche lui in campo, che ha messo in fallo laterale, mentre esce col numero 9 Jamul, e c'è l'ingresso in campo del rientrante Mesa Maldonado, che è l'autore del gol grossetano. Rilancio di Ceschini, troppo alto,
applaudito comunque il portiere di casa dal pubblico, che ha tentato di sorprendere Jagubian. Comunque fisicamente insomma quasi alla traversa ci arriva da solo. La rimessa dello stesso Jagubian, lunga a cercare Telesca, riesce ad anticipare per un attimo almeno con lo spostamento del corpo Rafinha, poi però il pallone finisce a fondo campo. Ancora Ceschini alla rimessa, di nuovo lunga a cercare Onzaka che prova il controllo, la palla però gli scappa via e il pallone esce sul fondo. La rimessa già effettuata da Jagubian. Siauloa serve subito sulla sinistra per Mesa Maldonado, la rimessa in fallo laterale per la formazione ospite, affidata allo stesso numero 7. Tocco all'indietro per il capitano Jodas Vives. Attenzione ancora al tentativo, rilancia in avanti Rafinha, palla recuperata dalla compagine biancorossa, poi c'è uno scontro involontario fra Mesa Maldonado e Mister Sapigno. Naturalmente i due subito a darsi la mano per questo scontro non voluto. Il passaggio indirizzato in avanti, poi contrasto Rafinha Schettino, la palla torna a Jagubian, passaggio in avanti, l'anticipo di Onzaka, poi Fusari cerca spazio, deve tornare indietro, braccato da due avversari, tocco all'indietro per Ceschini che rilancia ancora in avanti ma intercetta la palla la formazione biancorossa. Attenzione, intervento di Rafinha, poi Leon Davila, Fusari sul secondo palo, anticipato Onzaka dalla scivolata preziosa di Schettino che ha chiuso proprio la linea di passaggio con perfezione. Intanto il pallone di Onzaka è uscito prima del controllo di Leon Davila, è entrato anche a Hassan Mufakir. Riparte ancora la formazione del Grosseto con Garcia Ulloa ad impostare l'azione, poi tentativo di Telesca attaccato da Leon Davila, di nuovo il passaggio in avanti attaccato da Mufakir, attenzione perché va in aria, il tocco all'indietro, poi Fusari cerca di liberarsi, riesce a toccare per Onzaka, chiuso, riparte, attenzione 3 contro 2, sbaglia però l'ultimo tocco il capitano avversario che regala la palla a Ceschini, contropiede alla parte opposta. Fusari cerca la finezza sul tentativo di Onzaka, attenzione alla parte opposta, in due tempi Ceschini, chiedo scusa, si va da una parte all'altra, ancora libero un giocatore Onzaka, ribatte Jagubian, poi ci prova a Fusari al volo, palla alta, difese un po' da rivedere in questa ultima parte di gara, sia da una parte che dall'altra, ha lasciato un po' uomini liberi in zona pericolosa. Riparte l'Atlante Grosseto, lancio in avanti per Jamul contro Hassan Mufakir, va via bene Jamul, chiude però il primo palo Ceschini che mette in calcio d'angolo. Partita sempre viva con 9 minuti quasi di gioco, siamo entrati nel 9° minuto di gioco per l'esattezza. Torna indietro Jodas Vives che lascia poi la palla a Jagubian, passaggio in avanti, controllo da parte di Jamul, laterale, attenzione al destro, la respinta di Ceschini e poi allontana Silon. Prova sempre il tiro pericoloso la formazione ospite in questi frangenti, di nuovo con il numero 10 Jodas Vives contro Hassan Mufakir, lo salta, si accentra, mette verso tentativo di Mesa Maldonado, c'è stato un tocco rosso-blu, rimessa laterale, intanto fuori Hassan, intanto è rientrato Amin e anche Christel nelle file rosso-blu, con Leon Davila praticamente al posto di Rafinha rispetto al quintetto iniziale. Passaggio a Spiovere, attenzione al volo, buona l'intenzione, palla però che è scappata via verso il bar e si ripartirà con il time out dell'Olimpia Rovereto.
Torniamo in campo per 11 minuti e 17 da giocare in questo primo tempo, 2-1 per l'Olimpia Rovereto dopo il vantaggio di Mesa Maldonado. L'Olimpia è riuscita a ribaltare il risultato con Rafinha e Fusari, una partita comunque molto equilibrata sin dai primi minuti. Si riparte con la rimessa di Ceschini che lancia subito verso il corridoio di sinistra. Crystal non riesce però ad agganciare il pallone, il capitano rossoblu. Si riparte quindi con la rimessa a favore della formazione di Grosseto affidata al capitano Jodas Vives, poi lancia ancora a cercare lo stesso, l'uscita di Ceschini che anticipa Jodas Vives, tocco per Amin Mufakir che va via sulla sinistra, poi il tocco largo, la deviazione, poi l'uscita di Yagubian che arriva proprio al confine dell'area di rigore riuscendo a bloccare il pallone. La chiusura di Leon Davila, l'ultimo a toccare, rimessa già effettuata dalla parte opposta, prova a darsene Mesa Maldonado, la palla rimane in campo, in scivolata Amin Mufakir chiude sul giocatore Garcia Ulloa, numero 16, che effettua la rimessa dalla parte opposta dove c'è Capitan Maldonado. Dalla parte opposta ancora tentativo di destro, palla che esce da parte di Garcia Ulloa. Si riparte ancora con la rimessa di Ceschini quando stiamo a 38 secondi dall'ingresso del secondo quarto di gara. Il tocco per Amin Mufakir che cerca Crystal ma trova ancora la chiusura. Tentativo ancora da parte di Garcia Ulloa che però non riesce ad inquadrare la porta. Rimessa ancora di Ceschini, iniziato a contare l'arbitro. Ceschini allora serve Silon, attaccato, va via Silon, finisce giù. Fischio del secondo arbitro, primo fallo dell'Atlante Grosseto, calcio di punizione quindi per l'Olimpia Rovereto. Fallo è stato commesso credo da Yamul, poi ho visto che l'arbitro ha dato la mano prima al Silone e poi all'arbitro. 10:21 da giocare, vediamo Amin Mufakir e Silon che sono poi due frombolieri della formazione di casa dalla lunga distanza. Vediamo come avrà concertato lo schema la formazione di Sapigno. Sto aspettando il fischio dell'arbitro. Parte Amin Mufakir che porta via l'uomo, arriva Silon che però calcia male, presa un po' troppo di esterno, la palla è uscita a fondo campo, rientra la Rafinha per Leon Davila. C'è stata anche una deviazione penso, o no? No, si riparte con la rimessa, avevo visto male, mi sembrava che l'arbitro andasse verso il corner ma solamente per posizionarsi per la ripartenza del gioco. Quindi viene avanti l'Atlante Grosseto con Yamul che apre il pallone sulla parte opposta, ancora lo scambio Mesa Maldonado verso la sinistra, ancora lo scambio dello stesso numero 7 che poi prova a innescare il turbo, lo chiude Rafinha di mestiere, poi sbaglia il passaggio Crystal, intercetta Garcia Ulloa alla spinta di Ceschini, secondo tentativo sul piede di Jodas Vives, calcio d'angolo per la formazione ospite. Il tocco all'indietro ancora per Yamul, altra deviazione, altro calcio d'angolo. 9:41 ancora a giocare in questo primo tempo, tambureggiante ora l'attacco dell'Atlante, vediamo le finte, palla recuperata da Rafinha, ancora attaccato, poi trova Crystal che smarca dalla parte opposta Silon, avanza Silon, prova al sinistro e beffa Yagubian sul primo palo per il 3-1 della formazione di casa dopo 10 minuti e 36 secondi.
stavamo anche guardando gli altri risultati, con l'Eco avanti 3-0 col Montegrappa, Cesena in vantaggio 1-0 a Prata, 1-0 anche del Mestre Fenice sull'LD, questa è una partita molto delicata, MGM 2-0 sul Real Fabrica, l'OR 2-1 sul Pordenone e il Petrarca in vantaggio 1-0 sul Sainz Milano. Si gioca tutti alle 15, tanto qualche incomprensione tra Rafinha e Yagubian sul recupero del pallone, gli arbitri comunque vanno un po' a catechizzare tutti i protagonisti. Si riparte con la rimessa, tocco all'indietro, ci prova ancora Mimou Fakir, ribatte Yagubian, prova a ripartire, lo fa bene il numero 10, però trova l'altro numero 10 Rafinha che lo anticipa, il pallone è in fallo laterale credo per la formazione ospite, quindi ultimo tocco è di Rafinha nel contrasto con il pari numero Giodas Vives che è pronto per effettuare la rimessa. Tocco all'indietro, impostazione verso Yamul che riesce a vincere il primo rimpallo, tocco un po' azzardato di Cristel, non ne approfitta Schettino, poi mette la palla in fallo laterale Ceschini. Qualche errore in fase difensiva sia da una che dall'altra squadra in questo frangente. Si riparte con la rimessa biancorossa, tocco all'indietro per Telesca che salta Silon, lo chiude Rafinha, rimpallo che va a finire sullo stesso Silon che trova un buon varco per Cristel largo per Amin Mufakir che prova ad accentrarsi, lo chiude bene però il numero 16 avversario Garcia Ulloa, poi un po' di batti e ribatti, recupera palla Grosseto, ancora Garcia Ulloa che però non trova compagni perché Yamul era arrivato in mezzo e a sinistra non c'era più nessuno dove era destinato il passaggio del numero 16. Rientrano Nzaka e Fusari e anche Hassan Mufakir, fuori Amin Mufakir, Cristel e Silon. Cambio quindi di 3 quinti per mister Sapinio. Intanto Ceschini in avanti, colpo di testa, palla che rimbalza, poi rilancio di Rafinha che va sulle travi del Pala Marchetti. Si riparte con la rimessa laterale per l'Atlante Grosseto, anche con Telesca che si lamenta un po' con l'arbitro per qualche intervento subito. 8 minuti e 8 ancora da giocare in questo primo tempo che l'Olimpia trova avanti per 3-1 dopo lo svantaggio iniziale. Imposta Yamul, palla sulla destra, vediamo ancora la formazione Grosseto che scambia all'interno della propria area di rigore quasi. Ultimo tocco di Hassan Mufakir per la rimessa laterale affidata alla formazione del Grosseto con Schettino che ha dato dietro a Yamul. Yamul dalla parte opposta prova ad impostare l'azione, la formazione dell'Atlante, lo scambio che però non si chiude, quindi Olimpia Rovereto che potrà ripartire con la rimessa laterale a proprio favore dopo 12 minuti e 19 secondi del primo tempo. Il risultato, ricordiamo, 3-1 per l'Olimpia Rovereto. Alla battuta Rafinha, si avvicina e riceve Hassan Mufakir, ancora Rafinha, prova l'affondo Rafinha, duello con Garcia Ulloa che è l'ultimo a toccare, poi Fusari a sinistra, va via Fusari, chiuso con perfezione da Yamul, poi time out richiesto dall'Atlante Grosseto.
Si torna in campo, saranno 7 minuti e 26 senza più time out, visto che entrambe le squadre l'hanno già chiamato in questa prima frazione di gioco. Si ripartirà con la rimessa a favore della formazione ospite. Vediamo il piazzamento delle due squadre pronti a ripartire con Jagubian che lascia il pallone all'impostazione di Schettino, tocco laterale, poi lo scambio, passaggio ancora laterale, poi attacco falloso di Hassan Mufakir. Il terzo fallo dell'Olimpia Rovereto, qualche protesta da parte dei giocatori di casa, altrettanto forse anche per richiedere un provvedimento disciplinare da parte della formazione opposta, quindi arbitro che deve andare a spiegare prima da una parte e poi dall'altra come ha visto il frangente. Si riparte con il calcio di punizione che prova a scavalcare Ceschini, che riesce con un colpo di reni a toccare. Se aveva provato Schettino, se non vado errato, o forse Telesca, con una traiettoria molto infida, Ceschini è riuscito proprio a dire di no. Ancora il passaggio davanti a Gubiano, Zacca riesce ad anticipare Telesca, poi viene messo giù. Secondo fallo Atlante Grosseto. Subito si danno la mano i due giocatori. Si ripartirà quindi col calcio di punizione a favore dell'Olimpia. A 6:48 dalla chiusura del primo tempo. Fusari per Rafinha. Prova Hassan Mufakir ad andare sulla destra, ma intercetta la formazione. Attenzione al pericolo, esce Ceschini che riesce ad andare sul pallone e togliere a Telesca la possibilità di andare al tiro. Ancora impostazione dell'Atlante Grosseto, prova ad andarsene il colpo di tacco di Jodas Vives, poi lo scambio con Yamul, passaggio ancora sulla destra per il capitano, intercetta però Fusari, può ripartire Olimpia, Fusari trova Hassan Mufakir che però perde il tempo, però c'è stato un fallo su Fusari dalla parte opposta, ammonito il capitano avversario Jodas Vives per il fallo, credo senza pallone. 3 falli a testa. Il fallo era avvenuto dalla parte opposta, credo su Rafinha. Intanto Fusari e Silon parlano per nuovo schema che cambia sicuramente, perché vediamo che Silon va sulla destra, Rafinha sul punto di battuta, Fusari vicino al palo, quindi nuovo schema per questo calcio di punizione dell'Olimpia Rovereto. La battuta di Rafinha che tocca per Hassan Mufakir che prova col sinistro, tiro però ribattuto da Jagubian e poi calciato in fallo laterale dai giocatori dell'Atlante Grosseto. Sarà rimessa per l'Olimpia 6 minuti dalla sirena del primo tempo. Alla battuta Rafinha, si alzano anche i decibel intanto al Pala Marchetti, si riparte quindi con la rimessa indirizzata verso Silon. Silon attaccato, scambia con Rafinha che mette la palla poi dietro per Ceschini. Ceschini che lancia in avanti, non so se voleva cercare Fusari, era un po' troppo alta, poi la palla ha sorvolato la traversa, quindi rimessa per Jagubian che serve il vicino Mesa Maldonado che riesce ad andare via per un attimo Silon, poi tocca largo, il pallone ancora posseduto da Telesca dietro per Jodas Vives, quindi ancora tentativo di Mesa Maldonado di inserirsi verso la difesa avversaria.
il tocco intercettato da Samu Fakir che da Rafinha si butta nello spazio. Fusari, il mancino, palo interno e palla che esce. Sarebbe stato un gol sicuramente da rivedere per la bellezza. Questa volta il palo ha detto di no, poi tunnel di Rafinha, ma intercetta il tentativo di Telesca, un po' disturbato da Silon con esperienza, diciamo tra virgolette. Riparte ancora, lancio lungo per Samu Fakir, riparte Yagubian che dà la palla a Mesa Maldonado, lo scambio finito a terra, ma si prosegue con la formazione dell'Atlante Grosseto, poi Rafinha che prova la bordata di prima intenzione, palla che però va alta. In campo Festini e Leon Davila, fuori Fusari, attenzione intanto che va via Festini, Mesa, chiedo scusa, Jodas Vives che ha guadagnato anche la rimessa laterale. Pallone in possesso dello stesso capitano, tocco all'indietro, lo scambio con Mesa Maldonado e Yamul chiuso da Rafinha, palla in fallo laterale, sarà ancora rimessa biancorossa, 4:32 dal termine, 3 falli per parte, ricordiamo, in questo primo tempo. Festini prova a chiudere, ci riesce recuperando il pallone, prova col destro, impegna Yagubian che costretto a mettere in fallo laterale, poi il richiamo da parte dell'arbitro Colombo di Modena verso Telesca che aveva evidentemente protestato sul precedente intervento. 4:22 ancora, rimessa di Rafinha, anzi verso di Leon Davila verso Silon, palla che viene toccata da un giocatore dell'Olimpia, rimessa quindi per l'Atlante Grosseto che prova a venire in avanti, il tocco laterale, passaggio in parallela per Yamul, la palla è uscita, rimessa per l'Olimpia. 15 minuti e 55 se ne sono andati di questo primo tempo. Si ripartirà ora con la rimessa a favore della formazione di casa con Rafinha che appoggia Ceschini, scavalca la pressione di Yamul, poi Rafinha spazio, tocco laterale per Silon, palla che taglia tutta la porta, non riesce Leon Davila a dare il colpo decisivo, quindi occasione che sfuma per la formazione di casa. Riparte il team toscano, bene con Mesa Maldonado, però intercetta Silon che lancia in campo aperto Leon Davila, il tentativo bloccato da Yagubian, riparte ancora Mesa Maldonado chiuso da Leon Davila, poi Festini chiuso a sua volta da Jodas Vives, lancio in avanti preciso, attenzione al tentativo di Mesa Maldonado, ci mette la punta del piede Ceschini, attenzione al numero, tiro poi intercettato, Telesca, palla uscita, un calcio d'angolo, dice l'arbitro. Non sembra d'accordo Ceschini. C'è stata sicuramente comunque una deviazione, comunque. Si riparte quindi col calcio d'angolo a favore dell'Atlante Grosseto. Vediamo lo schema, il tocco corto, la palla che resta lì, palla di Telesca in mezzo, ribatte Rafinha, segue la palla a Festini che va in pressione su Yamul, poi la palla arriva docile a Yagubian, riparte l'azione dell'Atlante Grosseto, va via bene Telesca, attaccato da Leon Davila, poi il fallo del giocatore spagnolo che si arrabbia con i propri compagni perché si sono un po' arretrati troppo e quindi ha dovuto spendere il giallo, oltre al quarto fallo dell'Olimpia Rovereto, primo ammonito per la formazione di Sapigno, rimasto a terra Telesca. Intanto rientra Fusari proprio per Leon, anzi no, Leon Davila è rimasto in campo, sono usciti Silon
e Assamu Fakir, credo, non vedo più, no, sono in campo Davila, Leon Davila, Fusari, Cristel, Ceschini e poi non so chi manca. Ah, Rafinha che era andato ad abbeverarsi, ecco, svelato l'arcano dell'assente della formazione di casa, mentre c'è qualche problema per Telesca, che è controllato dal medico San Marco della formazione di casa. Forse il colpo nella caduta un po' nascosto alla nostra postazione, insomma, che operasse nella zona del ginocchio tibia del giocatore che ha subito il fallo, è rimasto anche senza scarpa. Viene anche asciugato il terreno di gioco da Andrea Frisen. Si riparte quindi col calcio di punizione a favore dell'Atlante Grosseto a 3 minuti e 1 secondo dalla fine del primo tempo. Vediamo la costruzione quindi di questo calcio piazzato, che è in posizione molto centrale a 9 metri dalla porta. Pronto alla rincorsa Mesa Maldonado, però piattone che Ceschini ha intuito col tacco, quindi occasione un po' buttata via dalla formazione Atlante Grosseto. Questo calcio di punizione, rilancio di Yagubian, Ceschini tocca, manda in fallo laterale per anticipare il giocatore avversario che stava alle sue spalle. Tocco all'indietro, imposta ancora la formazione Grosseto, questa volta si è spostato a sinistra Capitan Jodas Vives, un po' di rimpalli, recupera in qualche maniera l'Atlante Grosseto con la spaccata ginnastica di Jodas, di Ulloa Garcia. Intanto rilancio in avanti, poi Fusari che interviene su Telesca, il fallo laterale, pallone, si ripartirà con la rimessa o col fallo. Garcia Ulloa è il giocatore che è rimasto a terra, probabilmente Telesca era uscito prima. Si rialza il numero 16, infatti è rimessa laterale per la formazione ospite. Si riparte quindi con l'impostazione dell'Atlante Grosseto, pallone per Jodas Vives, lo chiude Leon Davila, l'ultimo tocco però è suo, la rimessa è ancora del Grosseto, 2 minuti e 11, un po' lunghi questi ultimi minuti, partita molto spezzettata. Prova ad impostare ancora la formazione di Olanda con questo passaggio davanti alla porta, proprio quasi sulla linea di fondo a manovrare. Onzaka ci mette il piedino, si ripartirà con la rimessa di Yagubian a 1 minuto e 53. Ancora da giocare, il rilancio lungo di Yagubian, anticipo di petto addirittura di Ceschini che serve Fusari. Fusari affonda sulla sinistra, poi tocco per Leon Davila, attaccato Leon Davila, si porta la palla fuori, rimessa laterale già battuta dalla formazione di Grosseto con Mesa Maldonado, il tocco all'indietro, impostazione ancora biancorossa, di nuovo Mesa Maldonado che prova a verticalizzare per Jodas Vives, però proprio nel momento in cui il numero 10 si stava accettando e quindi ha recuperato la palla all'Olimpia. Poi Ceschini non trova compagni entro i 4 secondi e preferisce mandare la palla fuori invece della punizione. Contraccambia l'omaggio la formazione dell'Atlante Grosseto. Attenzione a Fusari, chiuso l'anticipo di Yagubiani in fallo laterale. La rimessa per l'Olimpia Rovereto, 72 secondi ancora ci separano dal riposo, con l'Olimpia avanti 3-1, tocco all'indietro, Cristel con calma l'Olimpia, poi Ceschini lancia in avanti, c'è un ballo quasi tra Jodas Vives e Onzaka. Leon Davila recupera il pallone, lo dà ancora al numero 17 che si addormenta un attimo, poi
prova a recuperarlo, guadagna la rimessa laterale con Leon Davila che va ad eseguire la rimessa proprio all'altezza della metà campo. C'è un Zacca davanti, Fusari, Cristel dietro, si scambiano la palla i due, tocco per Ceschini che poi serve Cristel e non riesce però a girare il pallone tirandoselo un po' addosso, pallone col rimpallo, chiede un fallo di mano forse il pubblico, però si va avanti, duello tra Onzaka e Yamul, duello rusticano fra i due, ancora Yamul che tocca all'indietro per Yagubian, 28 secondi, viene avanti a fare un po' il quinto di movimento l'ex Mestre Fenice, il passaggio in mezzo, attenzione al tiro di Schettino, rimpallato, il tocco per Fusari, chiuso, poi Onzaka al volo, trova Leon Davila, qualche problema a controllare il pallone, poi il tocco di Yamul che riesce a far toccare il pallone anche al giocatore spagnolo e sarà rimessa laterale per la formazione dell'Atlante Grosseto con 11 secondi da giocare prima della sirena. Il passaggio laterale viene avanti, un passaggio però errato, chiedo scusa, purtroppo problemi di polline cominciano ad arrivare in questo periodo. La battuta di Cristel dietro per Leon Davila che lascia sfilare a Ceschini, ultimi 2 secondi, Ceschini lancia in avanti, suona la sirena, termina il primo tempo, Olimpia avanti 3-1 dopo il vantaggio della formazione dei ospite, i 3 gol dell'Olimpia per andare negli spogliatoi con questo vantaggio. Ci vediamo e ci sentiamo per la ripresa.
Bentrovati per il secondo tempo di Olimpia Rovereto Atlante Grosseto, match del penultimo turno del girone A della Serie 2 Elite. Primo tempo 3-1 per l'Olimpia Rovereto dopo il vantaggio toscano di Mesa Maldonato. Sono arrivati i gol di Rafinha, Fusari e Silon a far ribaltare l'esito della prima frazione a favore della compagna di casa, che ora ripartirà col calcio d'avvio della ripresa. Buon divertimento ovviamente anche per questo secondo tempo. Impostata l'azione dall'Olimpia con Silon, Amin Mufakir, Rafinha e Fusari davanti a Ceschini. Palla intanto intercettata da il numero 16 della compagine ospite, Garcia Ulloa, che ha mandato in fallo laterale anticipando appunto Fusari. Ancora il pressing bianco-rosso, la palla però esce in fallo laterale, rimessa a Olimpia Rovereto, affidata a Rafinha, Yamul, Schettino e Mesa Maldonado sono i 4 invece davanti a Yagubian. Palla intercettata da Mimmu Fakir, il tocco laterale per Fusari, cerca spazio Fusari, cerca Silon sul secondo palo, intuisce però dove il pallone arrivava. Yamul che salva quindi dal possibile tocco di Silon sul secondo palo. Rafinha ancora dietro per Amin, bravo lui e bravo anche Yagubian nel tuffo. Attenzione, la palla recuperata, Silon prova all'esterno sinistro per infilare il secondo palla, però con passo è leggermente largo e quindi la palla esce sul fondo. Rilancio di Yagubian, provare Yamul, buono il controllo, tocco all'indietro, anzi no, Yamul è questo, era Schettino il giocatore che di tacco ora serve Yamul. Ancora Schettino, Ceschini, poi Silon, un po' d'affanno allontanano dalla propria area di rigore. Inizio arrembante della formazione del Grosseto, che si ripropone ancora verso la porta dell'Olimpia. Il tocco laterale con Garcia Ulloa, il tocco ancora centrale, lo scambio, intercetta però Fusari, 3 contro 2, attenzione a Mimmu Fakir che prova il tiro, ribatte la difesa, poi il tocco per Silon che trova Rafinha, le finte di Rafinha, il tocco per Fusari, chiuso al momento del tiro da Schettino, palla recuperata da Rafinha, Silon non inquadra la porta, occasioni da una parte e dall'altra. L'ultima di Silon dopo 1 minuto e 36. Riparte la formazione ospite, passaggio però errato, finisce in fallo laterale, la rimessa di Rafinha per Silon, lo scambio fra i due, poi palla larga per Amin Mufakir che punta a Mesa Maldonado, poi torna indietro perché non c'è spazio, ancora per Rafinha che imposta su Silon, Silon francobollato da Yamul, dietro per Fusari, ancora Silon che cerca Fusari, gli scappa via però il pallone che termina in fallo laterale, sarà rimessa per l'Atlante Grosseto dopo 2 minuti e 8 secondi della ripresa, punteggio che rimane sul 3-1. Viene avanti ora la formazione di Olanda con questi scambi prolungati nel proprio ultimo reparto di campo. Vediamo Mesa Maldonado che prova ad andare via Silon, poi passaggio laterale per Schettino, tocco corto, palla intercettata a Yamul da Rafinha, poi Yamul si fa perdonare chiudendo sul numero 10 e mandando il fallo laterale. Rimessa Olimpia affidata da Mimmu Fakir che chiama lo schema, palla in mezzo, Fusari subito accerchiato, finisce giù, non ci sono falli, si riparte con la rimessa con l'Atlante Grosseto ad impostare con Mesa Maldonado. C'è Yamul che riceve ora sulla destra, Yamul di nuovo per il numero 7, passaggio in profondità, viene avanti la formazione dell'Atlante Grosseto, il pallone di Garcia Ulloa intercettato da Rafinha che manda il pallone in tribuna e quindi in fallo laterale, rimessa per la formazione toscana. Tocco all'indietro, ma l'impostazione ancora di Mesa Maldonado, il controllo attaccato da Silon, riesce però a liberarsi del giocatore avversario, lo scambio di Yamul ancora
per Mesa Maldonado, che dà all'indietro al proprio portiere Yagubian. Ha spazio Yagubian per venire in avanti, tocco centrale, duello con Rafinha Yamul, palla verso Schettino che però non riesce a mantenere il pallone in campo. Sarà rimessa per l'Olimpia. 3 minuti e 8 secondi andati. C'è un cambio con l'ingresso di Telesca, che era rimasto infortunato nel primo tempo, al posto di Schettino per la formazione dell'Atlante Grosseto. Rimessa a favore della squadra di casa con Rafinha proprio davanti alla propria panchina. Chiama Fusari, lo scambio fra i due. Poi Amin cerca il lancio in profondità per Onzaka, che è entrato al posto di Silon. Palla recuperata da Yagubian, poi però intercetta Rafinha, quindi Fusari lateralmente per Amin Fakir. Va via Amin Fakir, finisce giù sull'intervento di Mesa Maldonado, che si prende anche il giallo. Secondo ammonito nelle file toscane, terzo della partita. È stato ammonito anche Leon Davila per l'Olimpia Rovereto e prima Giodas Vives, capitano della formazione biancorossa. Sul punto di battuta lo stesso Amin Mufakir. Vediamo come sarà lo schema. Fusari e Rafinha larghi, vicino al palo Onzaka, si sta posizionando Yamul come barriera. Schettino è rimasto in campo, vediamo, intanto Fusari chiuso da Garcia Ulloa, duello fra i due, palla esce, rimessa di Fusari e poi c'è l'ammonizione per Mister Hollanda, che probabilmente reclamava sull'intervento di Fusari, che poi si spiega con Yamul. Rimessa comunque per l'Olimpia Rovereto. Vediamo Amin Mufakir che lancia in avanti verso Onzaka, duello con Schettino vinto dall'ex CDM, dall'ex Genoa. CDM, intanto ci sarà ancora la rimessa per la formazione biancorossa. Schettino si mette nello spazio, Yamul gioca molto indietro, cerca di andare al tiro, trova la direzione di Fusari e poi lascia il posto a Cristel. Vediamo la rimessa che va a effettuare Yamul, tocco per Schettino, prova col destro, in due tempi disinnesca il tiro Ceschini. Amin Mufakir, attaccato da Garcia Ulloa. Pallone ancora in possesso dell'Olimpia, chiuso Cristel, può arrivarci forse Onzaka, però è più svelto di lui Yagubian. Poi l'ultimo contrasto guadagna la rimessa dal fondo l'Atlante Grosseto, con Yagubian che affida il pallone a Garcia Ulloa, controllato da Onzaka. Lo scambio con Schettino, lancio in avanti, il tocco da parte di Mariani, quindi c'è Mariani che è entrato in precedenza. Di Mesa Maldonado, vediamo Rafinha contro Telesca, poi Onzaka dietro per Amin, poi Cristel di prima per Onzaka che perde il tempo per andare al tiro, viene chiuso prima da Telesca e poi da Yagubian. Può ripartire Grosseto, il lancio a cercare e trovare molto bene Yamul che dà all'indietro per Garcia Ulloa, prova il tentativo con Telesca che ha provato il colpo di tacco, non ci sono stati tocchi né di attaccanti né difensori, quindi si riparte con la rimessa dal fondo per Ceschini. Rientra in campo intanto Mesa Maldonado nelle file dell'Atlante Grosseto. Questa volta mi sembra che sia uscito proprio Schettino. Attenzione intanto, poi Cristel, fischiato con un po' di ritardo il fallo di Cristel, un fallo per uno quindi nella ripresa. Stavolta ha recriminato la panchina di casa. L'arbitro Colombo di Modena
segnala a Christel di aver visto la spinta, anche se Christel da parte sua non sembra ancora d'accordo, ovviamente decide l'arbitro. Si riparte col calcio di punizione per l'Atlante Grosseto. Sul punto di battuta c'è Mariani. Sta aspettando il fischio dell'arbitro. La rincorsa del numero 6 che prende nel posto meno simpatico Ceschini, che si è immolato per la propria porta. Ovviamente si sta riscaldando anche Santoro per dare eventualmente il sollievo a Ceschini, che non sta sicuramente bene, ma sappiamo che insomma non è proprio il punto giusto per fare la parata. 5 minuti e 11 giocati, 3-1 rimane il punteggio. Ceschini prova a recuperare la posizione eretta. Viene aiutato anche dal medico, ovviamente deve uscire, visto l'intervento medico. Entra in campo Santoro per la formazione dell'Olimpia. Si riparte quindi con lo scodellamento del pallone. Evidentemente ha interrotto tutto l'arbitro prima che il pallone uscisse. Il pallone che sarà consegnato a Jagubiano o al difensore della formazione del Grosseto. Credo, sembra che sia tutto pronto, infatti il pallone viene recapitato a Tedesca. Ultimi accorgimenti fra gli arbitri. C'era Ceschini che doveva mettersi la casacca. Si riparte quindi col possesso palla dell'Atlante Grosseto, lo scambio sulla destra, poi lancio di Mesa Maldonado che attraversa il campo, cerca il passaggio centrale. Garcia Ulloa intercettato da Rafinha in fallo laterale. Rientra Ceschini che quindi ha assorbito il dolore. Attenzione ancora Garcia Ulloa che prova di destro, la deviazione in fallo laterale da parte di Leon Davila, anche lui subentrato in campo per l'Olimpia Rovereto. Passaggio indietro per Garcia Ulloa, alla larga. Vediamo il tentativo di Mesa Maldonado che cerca Mariani, che però non trova il pallone. Si riparte con la rimessa di Ceschini. Ceschini che cerca compagni liberi, lancio lungo per Rafinha, controllo di Rafinha è un po' a metà, poi la palla gli sfugge. Riparte Grosseto con Telesca attaccato in un duello fra 17 con Onzaca, lancia ancora a cercare il 17 biancorosso che poi riesce ad anticipare Rafinha, poi tocca Onzaca in fallo laterale, palla ancora in possesso dell'Atlante Grosseto, pallone sempre per Telesca che ora punta Leon Davila, si accentra il numero 17, il tocco per Mariani, poi dietro per l'iniziativa il sinistro da parte di Mesa Maldonado, fa buona guardia Ceschini, il tocco per Rafinha, Rafinha chiuso, attenzione alla ripartenza, il tiro sul primo palo di Garcia Ulloa, la deviazione no, non c'è stata deviazione, si riparte con la rimessa di Ceschini. Questa volta Rafinha riesce a saltare Telesca, passaggio per Christel, palla in mezzo, manna il fallo laterale Garcia Ulloa, la rimessa è rosso-blu, Leon Davila chiama lo schema, entra in campo di nuovo Silon al posto di Onzaca, lo scambio con Leon Davila, attacco largo per Rafinha, poi Christel che
non riesce a tenere il pallone in campo, sarà rimessa per l'Atlante Grosseto. Lancio a cercare Telesca che riesce a recuperare il pallone, la palla è sfilata via davanti al volto di Leondavila, è stato un po' fregato dal movimento, poi è stato positivo di Telesca. Tanto l'intercettamento del pallone di Ulloa Garcia manda il pallone in Garcia Ulloa, manda il pallone in fallo laterale alla battuta Silon, si avvicina a Leondavila, tocco all'indietro per Fusari. Fusari mette il pallone in mezzo, ma in una zona però dove può recuperare palla Mariani. Attenzione, il tiro di sinistro che allunga Ceschini, che in due tempi poi riesce a dire di no al numero 6 avversario e può effettuare il passaggio in direzione di Fusari. Qualche errore di troppo nei passaggi sia da una parte che dall'altra, partita che stenta un po' a decollare in questa ripresa anche sul trend, diciamo, del finale del primo tempo. Evidentemente squadre un po' forse arrugginite dalle 2 settimane di pausa, almeno nel clima partita. Tocco in avanti, duello Cristel Mariani, poi Leondavila serve Fusari, Fusari che prova di destro, palla deviata in angolo da Yagubian, fuori Mariani, dentro Yamul. Con 12 minuti e 3 da giocare, il punteggio è sempre quello della prima frazione di gioco, 3-1 per l'Olimpia Rovereto. Leondavila che centra in pieno Telesca che era in barriera e quindi farà il replay del calcio d'angolo. Ancora una respinta in fallo laterale, penso che così cambia schema Leondavila, questa volta da indietro direttamente a Silon. Indietreggia anche Fusari che poi la dà direttamente a Ceschini, lancio lungo di testa, anticipa tutti Telesca, palla che poi ha uno strano rimbalzo, palla recuperata da Silon, chiuso in calcio d'angolo da Giodas Vives. Lo stesso Silon a battere, si avvicina a Fusari, rimpalli vari, l'ultimo con la mano di Fusari, quindi secondo fallo Olimpia in questo secondo tempo. Già ripartita la formazione ospite, il lancio in avanti di Telesca, il controllo di Giodas Vives, lo scambio ancora il numero 10, toccato da Cristel, riparte il contropiede, attenzione Fusari che trova Leondavila, si mette il pallone sul destro ma perde il momento del tiro e ne approfitta Yamul che mette la palla in fallo laterale. Poteva tentare forse la conclusione di prima il numero 21 dell'Olimpia, proprio il controllo del pallone gli ha fatto perdere l'attimo per non trovare ostacoli davanti. Rimessa di Silon, tocco per Leondavila che guadagna un altro fallo laterale in posizione avanzata rispetto alla precedente dopo 8 minuti e 43 della ripresa, col punteggio sempre sul 3-1. Pallone che è andato a fare un giro negli scantinati del Pala Marchetti, è stato recuperato dagli serventi dell'ambulanza. Pallone a spiovere per il tentativo di Mufakir che schiaccia il pallone, palla che non va fuori di molto dall'incrocio dei pali. Qualche problema ancora, si deve ribattere la rimessa laterale già effettuata poi dal capitano Giodas Vives che ora prova ad andarsene sulla destra, non riesce però a mantenere il pallone in campo, sarà rimessa per l'Olimpia Rovereto. Abbiamo visto parecchie rimesse in questa ripresa,
e poche conclusioni in porta. Teschini ha ricevuto da Fusari, cerca il lancio in profondità, ma proprio dove c'è Garcia Ulloa, dall'altra parte Silon per Fusari che non riesce a vincere il contrasto. La rimessa è per l'Olimpia, poi Hassan Mufakir chiuso in fallo laterale dal capitano avversario. Altra rimessa per la formazione rossoblù, ancora con Fusari per Silon, cerca spazio Filon, c'è la punta delle dita di Yagubian che per evitare pericoli ha allungato la mano, il pallone sembrava indirizzato più fuori da porta che dentro, ma meglio non fidarsi, quindi calcio d'angolo per l'Olimpia a scavalco di Rafinha, ma ha intuito tutto Jodas Vives che poi però si trascina il pallone in fallo laterale. Fusari era andato troppo indietro, di solito i giocatori vanno più avanti. Fusari richiamato all'ordine dal direttore di gara Colombo. Vediamo Hassan Mufakir che salta un uomo, poi tenta la conclusione, ma quando la palla era già uscita, e quindi sarà rimessa laterale per l'Atlante Grosseto, affidata a Schettino che è rientrato in campo. Riparte quindi il Grosseto con Jodas Vives, perde palla però il numero 5, di nuovo Olimpia Rovereto a provare con Fusari, poi Silon dietro per Hassan, quindi Rafinha chiuso dalla cerniera Yamul Jodas, rimessa per l'Olimpia che va a effettuare Amin Mufakir che chiama lo schema ed ora però deve effettuare la rimessa con Rafinha, poi Silon chiuso, ancora Silon per Rafinha, Rafinha per Fusari, Fusari si accentra, cerca spazio, Silon pensava che Fusari fosse andato a sinistra anche se era di fronte a lui, rimessa laterale quindi per l'Atlante Grosseto. C'è un po' di mancanza di comunicazione fra i vari giocatori sia da una parte che dall'altra, intanto abbastanza visibile l'ultima deviazione era stata del giocatore dell'Atlante Grosseto, richiamato Yagubian perché aveva provato a rilanciare lui da solo. Ultimo quarto iniziato da 23 secondi, la battuta di Silon al volo a Mufakir, questa volta Hassan ci prova senza schiacciare il pallone, la palla però esce con rimessa che questa volta Yagubian può fare, il tocco per Schettino, palla sulla parte opposta, il tentativo, doppio tentativo in bella fattura e il gran gol del bomber Yamul che ha fatto un'azione spettacolare dopo 10 minuti e 38. (3-2), torna sotto quindi formazione dell'Atlante Grosseto con questa perla di Yamul. Lancio in avanti di Rafinha in una zona presidiata dalla formazione del Grosseto, intanto il lancio in avanti, rischia un po' Amin, palla che arriva a Rafinha, ancora Amin Mufakir che prova col sinistro, si allunga ancora una volta Yagubian e mette il pallone in calcio d'angolo. In campo ora entrambi i fratelli Mufakir che quindi dovremmo chiamare col nome di battesimo. È uscito Fusari, sarà calcio d'angolo affidato a Silon, 9 minuti ancora alla fine del match, quindi partita ancora apertissima. Tocco all'indietro per Rafinha, di nuovo Silon, palla deviata in calcio d'angolo proprio da Yamul. Ancora Silon alla battuta verso Hassan, rimpalli, palla che cambia sempre possesso, poi il tentativo di Amin, la chiusura di Schettino, il fallo laterale, in campo Nzaka per Silon, dalla parte opposta prova ad andarsene Amin che riesce ad andare via,
ostacolato da Mesa Maldonado, tutto però regolare, quindi ancora Olimpia con Hassan che prova il sinistro, intervento in scivolata ma senza deviazione da parte di Schettino, la palla è uscita a fondo campo. Si riparte quindi con la rimessa dal fondo a favore della compagine di Olanda. Dovrebbe essere rimessa dal fondo se ricordo bene, infatti è così. No, erano un po' distratte tutte e due le squadre. Pronto la rimessa Yagubian, tocco corto per Schettino, poi Mesa Maldonado attaccato da Hassan, rischia Rafinha, aspetta un po' troppo Rafinha, si fa rubare il pallone da Jodas Vives, poi Onzaka ci mette una pezza, palla per Amin, chiuso, poi Hassan, ancora Onzaka, duello col capitano avversario, giro di valzer tra i due, alla fine finisce giù Jodas Vives, Onzaka un po' arrabbiato, calcio di punizione per l'Olimpia ed è il secondo fallo per la formazione ospite, 3 per l'Olimpia. Praticamente i falli sono uguali ai gol. Onzaka richiamato dall'arbitro, più che altro per il gesto finale. Si riparte col calcio di punizione che Leon Davila serve a Rafinha, palla poi larga per Amin a Ceschini, lancio lungo di Ceschini, ancora uno scontro tra Amin Mufakir e Yamul. È stato uno scontro pensiamo involontario, perché infatti Yamul è andato subito a sincerarsi della situazione del giocatore avversario, quindi si riparte col calcio di punizione, 3 falli a testa ora per le due squadre. 7 minuti e 58 da giocare. Si riparte quindi col fischio dell'arbitro, Amin dietro per Ceschini, palla a scavalco per Leon Davila, arriva sul Garcia, attenzione ad Onzaka, controllo in palleggio, girata alta, ancora duello che si è innescato fra Onzaka e Jodas Vives, che è riuscito comunque a non permettere a Onzaka di coordinarsi al meglio per la conclusione al tiro. Ancora Jodas Vives, attaccato da Onzaka che mette la palla in fallo laterale. 7 minuti e 40 ancora da giocare, 3-2 per l'Olimpia Rovereto. Ancora ramanzina del direttore di gara, con Jodas Vives che serve Garciollo dalla parte opposta, poi in avanti, tocco all'indietro di Yamul, non ci arriva Onzaka, anticipato da Schettino, ancora Yamul che va via con bello stile su Amin, poi subisce fallo e c'è calcio di punizione, quarto fallo dell'Olimpia. Punto di battuto a Schettino. Rafinha che parla con l'arbitro, forse per qualcosa che è successo prima, non abbiamo capito ovviamente. Attenzione al tentativo ora chiuso da Onzaka, poi Leon Davila riesce a gestire bene il pallone per Rafinha, le finte di Rafinha che però poi non riesce a chiudere il passaggio per Onzaka, palla che termina a fondo campo. Manca l'ultimo passaggio all'Olimpia in questo secondo tempo, riesce a liberarsi, poi però non arriva il passaggio decisivo. Intervento di Onzaka che non riesce ad agganciare, a palla arriva direttamente Yagubian, imposta ancora la formazione Garcia Ulloa che poi la dà a Yagubian. Attenzione al tentativo del numero 16, intervento di Leon Davila che tocca il pallone, manda in fallo laterale. Fuori Onzaka, dentro Fusari, mentre continua l'incitamento da parte dei tifosi di casa. 6 minuti e 37 al termine, 3-2 il punteggio.
il tocco largo, via Yamula, attenzione ancora lui pericoloso, poi però Fusari che viene trattenuto, viene avanti ancora Fusari e poi finisce a terra. No, non ci sono falli, protesta ora il pubblico di casa. Diciamo che hanno adottato un metro molto largo, i due arbitri l'hanno fatto da entrambe le parti, quindi sicuramente almeno il metro è stato univoco. 6 minuti e 4 a giocare, vediamo Schettino, c'è il rimpallo, il contrasto, Leon Davila, poi Crystal che cerca di agganciare il pallone, la palla è recuperata però dai biancorossi, anche se Yagubian lo manda direttamente in fallo laterale. 5 minuti e 50 in campo di nuovo Telesca nelle file biancorosse, rimessa, Leon Davila fa sbattere il pallone su Loa Garcia, guadagna almeno la rimessa, non riuscendo poi a rimpallare la sfera. Viene avanti Ceschini, supera la mediana del campo, tocco per Crystal che sbaglia il passaggio, lo recupera in mezzo Rafinha, anticipato Fusari, ancora Rafinha, Fusari in mezzo, chiama un fallo di mano la formazione di casa, l'arbitro però non interviene, così come non interviene neanche sul contrasto Telesca Rafinha. Proteste ancora di Rafinha, ma ormai l'arbitro ha deciso, rimessa per l'Olimpia. Leon Davila, poi il lancio di Ceschini troppo corto, palla intercettata, di nuovo in possesso dell'Atlante Grosseto, tocco largo per Loa Garcia che controlla la sfera, tocco e lo scambio con Telesca che riesce, ancora Garcia Ulloa, le finte contro finte, chiude Fusari in fallo laterale, time out richiesto da Olanda. Terminato il time out richiesto dalla formazione ospite, si riparte quindi con 4 minuti e 56 da giocare, e un time out a disposizione ancora per l'Olimpia che non ha ancora chiamato in questa ripresa, quindi saranno 4 minuti e 56 molto aperti, visto che la formazione ospite è riuscita a recuperare un gol di svantaggio ed ora è sul 3-2 il risultato. E le squadre sono anche in zona quasi pericolo per quanto riguarda i falli, 4 l'Olimpia, 3 l'Atlante Grosseto. Anzi, il time out era per l'Olimpia Rovereto, sembrava che... No, chiedo scusa, il time out era per... abbiamo fatto un po' di confusione, chiediamo scusa, il polline comincia ad arrivare verso il cervello anche. Ovviamente il time out era richiesto dalla formazione dell'Atlante Grosseto, la rimessa dall'Atlante Grosseto giustamente. Mariani dietro per Schettino, il tocco poi laterale, Telesca attaccato da Silon, commette fallo Silon, attenzione perché è il quinto fallo, un po' speso male questo fallo da Silon.
sempre a stare attenta perché ogni fallo porterà ai 10 metri o più vicino la formazione avversaria. Già battuto il calcio di punizione, Telesca per Mesa Maldonado, ancora Telesca, palla larga ancora per il numero 7, lo controlla Leon Davila, dietro ancora cerca qualche compagno, duello tra Fusari e Mariani, poi prova ad andarsi via Garçon, Cristel riesce a chiuderlo, pallone per Leon Davila che però tenta la conclusione al volo, viene chiamato anche un fallo cumulativo da Cristel che ha subito l'intervento da Olia Garçon con un abbraccio, ma evidentemente gli abbracci oggi non sono tanto sanzionati. Attenzione al passaggio che sembrava buono per Garcia Ulloa, quello di Mesa Maldonado, non è riuscito però l'arresto del numero 16. Rimessa di Ceschini, 3 minuti e 51, palla per Silon che cerca Fusari, bravo Hassan Mufakir a recuperare il pallone in tempo, di nuovo Leon Davila, chiuso poi Silon, fallo laterale, rimessa Olimpia, 3 minuti e 37 ancora da giocare, vedremo se la formazione di Olanda farà anche il portiere di movimento, ma non mi sembra al momento di vedere maglie diverse pronte. Hassan Mufakir per Ceschini, viene avanti Ceschini, lancio però poi che va a perdersi fuori perché non c'erano compagni liberi, può ripartire Grosseto, chiude bene Hassan Mufakir su Telesca, rimessa laterale, 3:24 da giocare, fuori Mariani, dentro Yamul, palla in mezzo per Yagubian, ancora Yamul che trova un buon pallone per il capitano Jodas Vives che la ridà indietro ancora al numero 9. Yamul in duello, salta, attenzione Leon Davila, poi la conclusione termine laterale. Gran controllo di palla per Yamul e anche nell'1 contro 1, attenzione al passaggio per Silon che mantiene il pallone in campo, a rimorchio arriva Leon Davila, dice no Yagubian, occasione che quindi sfuma. Un lancio di Ceschini, mantiene la palla in campo Hassan Mufakir ma la regala a Jodas Vives, attenzione a Yamul, questa volta chiuso dal recupero di Leon Davila. Eccolo il portiere di movimento, ed è Telesca che lo fa, quindi 2 minuti e 29 da giocare con i 5 di movimento nelle file dell'Atlante Grosseto. Ora iniziano gli scambi per cercare il Pertugio, Telesca alla larga, attenzione a Mesa Maldonado, di nuovo Telesca, prova a puntare, palla che gira nella parte opposta, la riesce a mantenere in campo la formazione dell'Atlante, attenzione perché è libero Telesca, palla sul primo palo, chiuso in tempo dalla difesa dell'Olimpia. Il giocatore che era riuscito a liberarsi per il tiro, ancora in movimento, dovrebbe essere Yamul il giocatore che era andato pericolosamente verso la porta dell'Olimpia. Vediamo ancora Telesca ad impostare, palla larga, impostazione ora sulla sinistra mentre indietreggia Mesa Maldonado, che Garcia Ulloa, ancora palla larga, attenzione sul primo palo, la ribattuta di Ceschini, palla che rimane ancora in possesso all'Atlante Grosseto, 81 i secondi che mancano, con speranze contrapposte, pallone ancora sulla sinistra, ribatte Cristel, non riesce però a recuperare palla all'Olimpia,
Vediamo Yamul che ha allargato la sfera, lo scambio, palla in mezzo, il pareggio, la deviazione che libera proprio davanti alla porta, se non sbaglio Garcia Ulloa, che ha 157, porta in parità le formazioni. Riesce una rimonta quindi. Si torna in campo ora 1 minuto e 3 con di nuovo i due quintetti. C'è Santoro in campo, intanto al posto di Ceschini. Olimpia che è stata recuperata quasi sul filo di lana, conclusione durante il quinto di movimento. Poi rientra in campo Ceschini e quindi si riparte con Fusari sulla sinistra. Si accentra Fusari, prova la conclusione, ma Schettino chiude la linea di passaggio e mette la palla in fallo laterale. Attenzione allo scambio, poi Rafinha dietro a Ceschini, viene avanti Ceschini, cerca compagni, lancio a spiovere, lungo per Fusari, recupera palla senza problemi Yagubian, lancio lunghissimo, colpo di testa addirittura da parte di Yamul. Di nuovo Ceschini, 34 secondi al termine. Errore di Ceschini che serve Yamul, attenzione, pallone, poi mette una pezza Rafinha, mette il pallone in fallo laterale, ma veramente errori un po' troppo strani in questo finale di partita da parte dei giocatori di casa. Intanto passaggio all'indietro per Yagubian, 15 secondi, Yagubian, lancio lungo, palla che arriva poi a Ceschini, trova Fusari libero, Fusari controlla col sinistro, poi Silon, attaccato, duello, palla che rimane lì, suona la sirena e termina col pareggio 3-3 fra Olimpia Rovereto, che ha un po' buttato via la partita nel finale, e l'Atlante Grosseto, che è stato bravo a crederci nella ripresa e conquistare il 3-3 che conferma la formazione grossetana davanti in classifica, e almeno per l'Olimpia Rovereto c'è il punto che garantisce la permanenza in A2 Elite anche per la prossima stagione. Abbiamo finito quindi questo cammino dal Pala Marchetti. Vi ringrazio tutti per averci seguito in questa lunga carovana della A2 Elite. Prossima partita sarà in trasferta sul campo del Futsal Cesena. Ancora grazie a tutti da Cristiano Caracristi e dal reparto tecnico. Buona serata e arrivederci alla stagione Ventura.